Di Bologna fino al giorno 8 e dunque i treni di alta velocità potranno subire ritardi fino a 5 minuti. Ci scusiamo per il disagio. Siccome l'Europa prima o poi ci costringerà, finalmente dico io, a fare le gare, che cosa si sono inventati in Veneto? Una micro società che gestisce una sola linea Adria-Venezia, tra l'altro in condizioni, insomma, è nata in condizioni anche molto poco trasparenti, eccetera, pretenderebbe di costituire insieme a Trenitalia delle società di gestione, una per gestire la rete, l'altra per gestire i mezzi, in modo che quando saremo obbligati a fare le gare, più tardi possibile secondo le intenzioni di Chisso e di Zaia, ma prima o poi saremo obbligati, si possa ancora una volta evitare affidandolo a un soggetto considerato titolare della funzione in house, insomma, cioè per evitare ancora una volta di dover confrontarci con le società che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale su treno in Europa e pertanto continuare ad affidarlo alla ditta amica dove posso piazzare, dove posso fare le mie clientele, dove posso evitare di confrontarmi sulla qualità e sul prezzo, dove posso continuare l'andazzo che ha prodotto la pessima qualità del servizio di trasporto pubblico locale di cui abbiamo avuto prova fino ad oggi in Veneto.